Cari amici della Tenda TV che vi siete collegati in diretta per partecipare con noi alla solenne Eucaristia di oggi, un benvenuto, una buona domenica a tutti. Oggi è l'ottava di Pasqua, sono cioè passati 8 giorni dalla festa della risurrezione di Gesù Cristo e come gli apostoli che erano nuovamente riuniti nel cenacolo, così anche noi siamo riuniti insieme per celebrare Lui, il vivente, il risorto. Nell'Eucaristia di oggi, che vivremo qui nel seminario vescovile di Vittorio Veneto, c'è un appuntamento importante che ci attende, cioè l'istituzione dei ministeri istituiti di lettore e di accolito che alcuni seminaristi vivranno. Questa celebrazione, a dire il vero, avrebbe dovuto aver luogo il 25 marzo scorso, nella festa dell'Annunciazione, una festa a noi particolarmente cara, a noi del seminario. È la festa che ricorda il momento in cui l'angelo Gabriele porta a Maria l'annuncio della nascita di Cristo, dell'incarnazione. È il momento in cui gli eccomi, quello di Dio all'umanità e quello di Maria, in risposta a quello divino, sono risuonati nella storia. Purtroppo, per le circostanze che tutti sappiamo, non abbiamo potuto celebrare quella sera a Mosnigo, come era in previsione la solenne Eucaristia. Lo facciamo oggi e lo facciamo qui, da un luogo che è comunque molto importante, il seminario appunto, il vivaio delle vocazioni sacerdotali. Noi educatori, insieme con i 12 seminaristi della comunità teologica e della comunità vocazionale, siamo qui dall'8 marzo, stiamo vivendo insieme questo tempo di isolamento come tantissime famiglie attorno a noi. Non ci sono invece i giovani del seminario minore che già da fine febbraio sono nelle loro case. Ci è parso comunque un momento importante celebrarlo oggi, tutti insieme, noi che abbiamo vissuto questo tempo di quarantena insieme, e quindi poter stringerci ancora attorno all'altare per un momento così bello insieme al nostro Vescovo Corrado. Prima di lasciare la parola ai 3 seminaristi che si presenteranno, vorrei dire soltanto una piccola introduzione su quello che oggi succede. Che cosa sono questi ministeri? Si tratta di tappe che fanno parte del cammino, dell'iter verso l'ordinazione presbiterale, che segnano un momento importante della vita di un seminarista, perché sia l'una che l'altra di queste tappe vogliono segnalare una vicinanza a 2 esperienze che sono fondamentali per la vita di un prete, ma anche della Chiesa tutta, cioè l'incontro con la parola, il lettorato, e con l'Eucaristia, l'accolitato. Colui che diventa lettore, anzi sono 2 i nostri seminaristi che oggi sono istituiti lettori, sono da oggi coloro che ufficialmente nella Chiesa e nelle celebrazioni proclamano le letture, non il Vangelo perché quello è riservato al diacono, ma le letture della Messa. Quindi sono chiamati ad abitare profondamente la parola di Dio, quella parola che ci è stata data proprio perché germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini. E con questo sono abilitati a tutti quei servizi che hanno a che fare con l'annuncio, con la catechesi, con l'educazione alla fede anche dei nostri ragazzi e giovani. Il ministero dell'accolitato invece ha a che fare con l'Eucaristia ed è un ministero che si situa proprio accanto all'altare. Se con il lettorato potremmo dire il luogo simbolico è l'ambone, il luogo dove viene proclamata la Sacra Scrittura, per l'accolitato invece è l'altare. L'accolito è chiamato ad aiutare il diacono e il sacerdote a preparare l'altare, a distribuire la comunione, a portarla anche agli ammalati e alle persone inferme. E dunque c'è uno stretto legame tra questo ministero vissuto in Chiesa e il ministero della carità vissuto accanto alle persone più povere, che in questo momento sentiamo anche particolarmente vicine per il contesto di pandemia che stiamo vivendo. Ci prepariamo dunque a celebrare una così bella tappa per loro, per tutto il seminario, per tutta la nostra diocesi vittoriese e anche per tutti quei giovani che ancora magari sull'eco di questi loro eccomi potranno magari avvertire anche un eccomi personale rivolto alle loro vite. Vi presento ora i nostri 3 amici seminaristi che stanno per fare il passo di oggi, anzi lascio che siano loro stessi a presentarsi. Davide Reichman, 33 anni, dalla parrocchia di Mosnigo di Moriago, in servizio a Mareno di Piave e Soffratta, e sono in quinta teologia e sto per ricevere il ministero dell'accolito. Davide,
Com'è che ti sei preparato allora in questo tempo così strano, così speciale al ministero che stai per ricevere e dunque quali sentimenti, quali pensieri porti dentro al cuore? Beh, innanzitutto in questo tempo di quarantena dove l'incertezza delle date, ecco, ha fatto la sua parte, sicuramente mi sono lasciato plasmare, ecco, da Gesù Eucaristia, lasciando che proprio dall'Eucaristia riuscissi a scorgere nel fratello, ecco, un amico e un confidente. È nata, ecco, in me una preghiera orante, un pensiero orante, ecco, per quelle persone sofferenti, penso agli anziani, agli ammalati che da casa non possono incontrare le persone o le persone anziane e sole, appunto. Un sentimento speciale è nato dalla settimana santa, ecco, dove ho potuto cogliere un Signore che mi è vicino e che mi vuole figlio, mi vuole appunto, e questo mi consola e mi dice Davide, vieni, ci sei, ecco, portandomi a questo giorno, ecco, di festa e questo giorno importante per me, per la Chiesa, per la mia famiglia che nonostante la distanza, ecco, sento presente e vicina. E dall'altra parte abbiamo i nostri due amici seminaristi che stanno per ricevere il lettorato, anche a voi chiedo di presentarvi. Io sono Marco Gaiotti, ho 24 anni, vengo dalla parrocchia di Castello Roganzuolo e faccio servizio nella parrocchia del Duomo di Oderzo. Sono in quarta teologia e vengo istituito lettore. Proprio a te Marco chiedo com'è che hai vissuto questo tempo di isolamento che tutti abbiamo condiviso, ma noi in particolare dentro al seminario. Queste settimane in cui siamo rimasti a casa, in seminario, sono state un tempo in cui io personalmente, ma anche tutti noi, abbiamo continuato a camminare dietro al Signore Gesù. Abbiamo continuato a camminare nei tempi di preghiera, nei momenti di preghiera che hanno scandito le nostre giornate, in cui abbiamo continuato a ricordare i nostri familiari, i nostri cari, le persone che conosciamo e anche quelle che non conosciamo, gli ammalati. E il cammino è continuato anche nella formazione, nelle lezioni online, penso, come anche nella vita comunitaria che abbiamo vissuto in questi ampi ambienti e in cui abbiamo anche fatto qualche piccolo lavoretto di manutenzione dentro, ma anche fuori nel giardino, qualche aiuola, qualche albero che abbiamo potato, insomma abbiamo cercato di fare del nostro meglio. E infine abbiamo qua Gabriele Pancotto, 25 anni, originario di Farra di Soligo, in classe quinta teologia, dall'ottobre scorso in servizio nella comunità del Duomo di Sacile. Anche a me fra poco il vescovo affiderà il ministero del lettorato. e a te Gabriele chiedo che cosa vuoi dire alle persone che sono collegate attraverso la tenda TV, che stanno per seguire la celebrazione insieme a noi e che quindi pur non vedendole sappiamo esserci oltre lo schermo. Non vi nascondiamo che ci dispiace celebrare questi passi senza avervi qui con noi, senza potervi incontrare ed abbracciare. Ma vi sappiamo vicini con il vostro affetto, con la vostra preghiera. Penso in particolare all'affetto e alla preghiera delle nostre famiglie, dei nostri parroci, delle nostre comunità. State certi, attorno all'altare di questa Eucaristia ci sarete tutti, i vostri volti, i vostri nomi, le relazioni che ci legano, il desiderio di continuare ad essere comunità. Grazie. Dunque portatori di una parola che rischiara il cammino, portatori di un pane che nutre per davvero la vita, ci prepariamo a vivere intensamente questo momento, sentendoci pur a distanza l'unica Chiesa nata dal Signore risorto.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Carissimi fratelli e sorelle, celebriamo oggi, come è stato annunciato anche nella presentazione, la Domenica in Albis. Una domenica che fa un tutt'uno con la Pasqua del Signore, in un grande ottavario che costituisce un unico giorno solenne. Oggi abbiamo la gioia di istituire come ministri istituiti 2 seminaristi che riceveranno il ministero istituito dell'elettorato e un terzo che riceverà il ministero istituito dell'accolitato. È un momento di festa del seminario, per tanti motivi. Ci si è orientati a celebrarlo oggi, era in programma, come è stato detto, il 25 di marzo, è sembrato opportuno non procrastinarlo ulteriormente e celebrarlo in questo momento con la sola famiglia del seminario. È un momento davvero straordinario, se lo ricorderanno in vita questo momento, ma penso sia un momento bello per chi lo vive qui, bello per chi lo segue attraverso le frequenze della Tenda TV. Prepariamoci a celebrare bene la Santa Messa, anzitutto rinnovando il nostro pentimento e domandando umilmente la misericordia e il perdono di Dio. Signore, nostra pace, abbi pietà di noi. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, nostra Pasqua, abbi pietà di noi. Christe eleison. Christe eleison. Signore, nostra vita, abbi pietà di noi. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria in excelsis Deo. Ed in terra fax hominibus bone voluntatis. Laudamus Te. Benedicimus Te. Adoramus Te. Glorificamus Te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus rex celestis, Deus Pater omnipotens. Domine Filii
qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscite deprecatione nostra. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, Tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Preghiamo. Dio di eterna misericordia, che nella ricorrenza pasquale ravvivi la fede del tuo popolo, accresci in noi la grazia che ci hai dato, perché tutti comprendiamo l'inestimabile ricchezza del battesimo che ci ha purificati, dello Spirito che ci ha rigenerati, del sangue che ci ha redenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Quelli che erano stati battezzati erano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli Apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel Tempio e spezzando il pane nelle case prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Parola di Dio. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia.
Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Dica la casa di Aronne, il suo amore è per sempre. Dicano quelli che temono il Signore, il suo amore è per sempre. Alleluia, 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 alleluia. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato il mio aiuto. Mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto prodezze. Alleluia, 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 alleluia. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci in esso ed esultiamo. Alleluia, 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 alleluia. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha rigenerati mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per un'eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, in vista della salvezza che sta per essere rivelata nell'ultimo tempo. Perciò siate ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere, per un po' di tempo, afflitti da varie prove, affinché la vostra fede, messa alla prova, molto più preziosa dell'oro, destinato a perire e tuttavia purificato con fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore, quando Gesù Cristo si manifesterà. Voi lo amate, pur senza averlo visto, e ora, senza vederlo, credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre raggiungete la meta della vostra fede, la salvezza delle anime. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Victime Paschali laudes, immolent Christiani.
Mors et vita duello, conflixere mirando, dux vitae mortuus regnat vivus. Sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis. Angelicus vestes, sudarium et vestes, surrexit Christus vesmea, precedet suos in Galilea. Scimus Christum surrexisse, a mortuis vere, tu nobis victor rex miserere. Alleluia, 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 Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Alleluia, 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 Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei 12, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel segno dei chiodi
e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Comincia ora la liturgia dell'istituzione dei ministeri. I candidati saranno ora chiamati per nome, poi, al termine dell'omelia, il rito continuerà con la preghiera di benedizione e la consegna della Sacra Scrittura ai nuovi lettori e del vassoio del pane al nuovo accolito. Si presentino i candidati al ministero del lettorato. Marco Gaiotti. Eccomi. Gabriele Pancotto. Eccomi. Si presenti il candidato al ministero dell'accolitato. Davide Reichmann. Eccomi. Non hanno visto e hanno creduto, così dice Gesù a Tommaso. E nella seconda lettura Pietro, rivoltosi ai suoi destinatari, dice: voi lo amate pur senza averlo visto, e ora senza vederlo credete in lui. Questi cristiani, questa comunità cristiana realizza proprio quello che Gesù ha detto a Tommaso: beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. È possibile quindi amare Gesù Cristo, credere in Lui senza vederlo. Beh, dirà qualcuno, è quello che facciamo anche noi. È vero, però sempre ci stupisce se ci pensiamo. D'altra parte, per certi aspetti, questa indicazione già ci veniva dal Vangelo del giorno di Pasqua, dove si dice che, a differenza di Maria di Magdala e di Pietro, il discepolo che Gesù amava vide e credette. Allora uno dice: no, un momento, scusa, beati quelli che credono senza aver visto, questo vide e credette. Sì, ma che cosa vide? Che cosa vide il discepolo che Gesù amava? Non vide Gesù risorto, vide ciò che videro Maria di Magdala e Pietro: i teli posati lì e il sudario avvolto in un luogo a parte. Vide quei segni dentro ad un altro segno, il sepolcro vuoto, e credette.
Credette, cioè prima ancora di aver avuto l'esperienza delle apparizioni pasquali, che poi comunque avrà. Ma credete prima, come a dirci che è possibile credere anche senza mettere il dito e le mani nelle ferite del crocifisso risorto. Ma allora le apparizioni sono inutili? Nasce questa domanda. No. Fu Dio stesso, affermerà l'Apostolo Pietro, e abbiamo sentito a Pasqua proprio anche questa lettura, fu Dio stesso che aveva risuscitato Gesù il terzo giorno, che volle che egli si manifestasse, non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo la sua risurrezione dai morti, dice Pietro. Possiamo cercare di capire perché Dio volle che egli si manifestasse vivo ad alcuni dei suoi? Non bastava il sepolcro vuoto, i teli, il sudario, le parole della Scrittura. Potremmo dare questa risposta. Dio volle che Gesù risorto si manifestasse vivo a testimoni prescelti da Lui, possiamo dire così, per dare il fondamento e la garanzia di una testimonianza all'atto di fede nel compimento delle Scritture, le quali promettevano che egli sarebbe risorto. Dio volle questa garanzia, questa testimonianza, perché quell'atto di fede non fosse puramente soggettivo, arbitrario alla fine. Anche a Tommaso, in fondo, non era stato chiesto di credere senza nessun segno, gli era stata data una testimonianza, addirittura una testimonianza di gruppo. Abbiamo visto il Signore, gli dicono unanimi i 10 apostoli che erano nel cenacolo. Come avviene per ciascuno di noi, se ci pensiamo. Tommaso non si accontenta della testimonianza. Tommaso non si accontenta, non si accontenta. Gesù invece gli dice che la testimonianza può bastare. La testimonianza può bastare. Il Vangelo di ieri, sabato, leggevamo la finale di Marco, in cui Gesù rimprovera i suoi apostoli perché non avevano creduto alla testimonianza di Maria di Magdala, non avevano creduto alla testimonianza dei 2 che l'avevano incontrato andando verso la campagna. Gesù dice che la testimonianza può bastare. Le apparizioni pasquali sono proprio questa testimonianza fatta da testimoni prescelti al servizio della fede del popolo, quello di allora, quello di oggi, noi. È dunque realmente possibile amare Gesù senza averlo visto e senza vederlo credere in Lui, fidandoci della testimonianza, fidandoci dei segni del sepolcro vuoto, fidandoci delle promesse della Scrittura. Ma come potremmo realizzare oggi questa fede e questo amore? Qualche segno è assolutamente necessario averlo, qualche traccia da seguire. E i segni e le tracce sono proprio quelle al cui servizio voi, caro Davide, Gabriele, Marco, siete istituiti come ministri. La parola e il pane spezzato. I segni, se ci pensiamo, che ebbero i discepoli di Emmaus. Vedete come si collegano i racconti pasquali. Sono davvero molto, ma molto importanti questi segni. Perché se Gesù dichiara beato chi crede senza vedere, dobbiamo sapere come si fa. Dove e come si può imparare a conoscere, ad aver fiducia, ad amare di Gesù senza vederlo fisicamente.
Ecco allora la risposta che ci viene da Gesù stesso e poi da tutta la tradizione cristiana. Anzitutto, ascolta la parola del Signore. Lì Egli ti parla. Nutriti poi del pane che Egli ti dà, il pane dell'Eucaristia. Lì Egli si fa tuo alimento, tuo cibo. In entrambi i casi Egli si dona per stabilire con noi una relazione esistenziale, vitale, una comunione di vita capace di trasformare il nostro vivere per renderlo sempre più simile al suo. E contemporaneamente Egli si dona per mandarci a comunicare a tutti ciò che i 10 apostoli dissero a Tommaso: abbiamo visto il Signore. Cioè, Gesù è davvero risorto e dona luce e speranza a ciascuno di noi e a tutta l'umanità. In questi giorni di pandemia avvertiamo senza grandi difficoltà quanto bisogno ci sia di questa luce e di questa speranza. Sempre ce n'è stato bisogno, ma ci sono dei momenti, e questo mi pare sia uno di quelli, che sono come una valle oscura attraversando la quale abbiamo bisogno che qualcuno ci offra appunto un supplemento di luce, un supplemento di speranza. Ed è proprio ciò che voi sarete chiamati a fare, cari candidati al ministero del lettorato e dell'accolitato in vista del presbiterato. Vi ricorderete per sempre delle circostanze in cui siete stati istituiti lettori e accolito, ma credo che proprio queste circostanze sottolineino ancor di più il carattere di necessità, l'importanza del ministero che vi viene affidato e attraverso di esso la necessità della parola e dell'Eucaristia. Vi accompagniamo e vi sosteniamo con la preghiera. Siamo certamente in pochi a farlo in questa Chiesa, ma sono tante, sono convinto, le persone che seguono questa liturgia attraverso le frequenze di La Tenda TV e che pregano con voi e per voi. Questa bella comunione spirituale sia davvero il vostro sostegno e sia anche il dono che il Signore vi fa per indicare che il servizio che voi assumete è per il popolo di Dio, a servizio della sua edificazione e della sua crescita. Sentitelo come un dono e una responsabilità da accogliere e vivere con gratitudine e rinnovato impegno. Lo Spirito vi accompagni, vi illumini e sostenga il vostro cammino. La Beata Vergine Maria e San Francesco di Sales, patrono del seminario, intercedano per voi. Figli carissimi, Dio nostro Padre
ha rivelato il mistero della nostra salvezza e lo ha portato a compimento per mezzo del suo Figlio Gesù Cristo fatto uomo, il quale dopo averci detto e dato tutto, ha trasmesso alla sua Chiesa il compito di annunciare il Vangelo ad ogni creatura. Ed ora voi, diventando lettori, cioè annunciatori della parola di Dio, siete chiamati a collaborare a questo impegno primario nella Chiesa e perciò sarete investiti di un particolare ufficio che vi mette a servizio della fede, la quale ha la sua radice e il suo fondamento nella parola di Dio. Proclamerete la parola di Dio nell'assemblea liturgica, educherete alla fede i fanciulli e gli adulti e li guiderete a ricevere degnamente i sacramenti. Porterete l'annuncio missionario del Vangelo di salvezza agli uomini che ancora non lo conoscono. Attraverso questa via e con la vostra collaborazione molti potranno giungere alla conoscenza del Padre e del Figlio suo Gesù Cristo che Egli ha mandato e così otterranno la vita eterna. È quindi necessario che mentre annunciate agli altri la parola di Dio sappiate accoglierla in voi stessi con piena docilità allo Spirito Santo. Meditatela ogni giorno per acquistarne una conoscenza sempre più viva e penetrante, ma soprattutto rendete testimonianza con la vostra vita al nostro Salvatore Gesù Cristo. E ora supplichiamo Dio Padre perché benedica questi nostri fratelli scelti per il ministero dei lettori. Nel fedele compimento del loro ufficio, essi annuncino il Cristo e diano gloria al Padre che è nei cieli. O Dio, fonte di bontà e di luce, che hai mandato il tuo Figlio parola di vita per rivelare agli uomini il mistero del tuo amore, benedici questi tuoi figli, eletti al ministero di lettori, fa che nella meditazione assidua della tua parola ne siano intimamente illuminati per diventarne fedeli annunciatori ai loro fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ricevi il libro delle Sante Scritture e trasmetti fedelmente la parola di Dio perché germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini. Amen. La tua parola, Signore, è luce alla mia strada. Ricevi il libro delle Sacre Scritture e trasmetti fedelmente la parola di Dio perché germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini. La tua parola, Signore, è luce alla mia strada.
Figlio carissimo, scelto per esercitare il servizio di accolito, tu parteciperai in modo particolare al ministero della Chiesa. Essa infatti ha il vertice e la fonte della sua vita nell'Eucaristia, mediante la quale si edifica e cresce come popolo di Dio. A te è affidato il compito di aiutare i presbiteri e i diaconi nello svolgimento delle loro funzioni e come ministro straordinario potrai distribuire l'Eucaristia a tutti i fedeli, anche infermi. Questo ministero ti impegni a vivere sempre più intensamente il sacrificio del Signore e a conformarvi sempre più il tuo essere e il tuo operare. Cerca di comprendere il profondo significato per offrirti ogni giorno in Cristo come sacrificio spirituale gradito a Dio. Non dimenticarti che per il fatto di partecipare con i tuoi fratelli all'unico pane, formerai con loro un unico corpo. Ama di amore sincero il corpo mistico del Cristo, che è il popolo di Dio, soprattutto i poveri e gli infermi. Attuerai così il comandamento nuovo che Gesù diede agli apostoli nell'ultima cena: amatevi l'un l'altro come io ho amato voi. E ora preghiamo umilmente Dio nostro Padre perché questo nostro fratello scelto per il ministero di accolito riceva con abbondanza la sua benedizione e sia confermato nel fedele servizio della Chiesa. Padre clementissimo, che per mezzo del tuo unico Figlio hai messo l'Eucaristia nelle mani della Chiesa, benedici questo tuo Figlio eletto al ministero di accolito. Fa che, assiduo nel servizio dell'altare, distribuisca fedelmente il pane della vita ai suoi fratelli e cresca continuamente nella fede e nella carità per l'edificazione del tuo regno, per Cristo nostro Signore. Amen. Ricevi il vassoio con il pane per la celebrazione dell'Eucaristia e la tua vita sia degna del servizio alla mensa del Signore e della Chiesa. Amen. Gustate, vedete come buono il Signore. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo
si è incarnato nel seno e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. A porte chiuse, come la sera di Pasqua e 8 giorni dopo, nel luogo in cui si trovavano i discepoli, anche questa sera il Signore risorto è in mezzo a noi per offrirci la gioia di riascoltare la sua parola e di gustare la fragranza del suo amore donato. Rivolgiamogli con fiducia le nostre preghiere. Ti invochiamo, resta con noi, Signore. Resta con noi, Signore. O crocifisso risorto, vieni nella tua Chiesa. Donale il coraggio e la passione di testimoniare al mondo la possibilità e la bellezza dell'unità nella diversità, della comunione pur nella distanza, della speranza in mezzo alle prove. Ti invochiamo. Resta con noi, Signore. O Figlio di Dio e Fratello nostro, vieni in coloro che si impegnano a servizio del bene comune. Assisti quanti sono chiamati a prendere decisioni e a farle rispettare. Sostieni quanti sono impegnati nell'assistenza e nel volontariato. Sorreggi coloro che lavorano. Ti invochiamo. Resta con noi, Signore. O Principe della pace, vieni in mezzo alla nostra umanità sofferente. Fa cadere i muri della divisione e dell'indifferenza, spezza i legami dell'egoismo, donaci il coraggio di toccare con mano le tue piaghe nei corpi e nelle storie dei poveri e dei dimenticati. Ti invochiamo. Resta con noi, Signore. O Signore e Maestro, vieni nel cuore di Davide, Gabriele e Marco. Infondi in loro il tuo spirito, affinché possano vivere sempre nella disponibilità a servire te e i fratelli, senza pretese e senza riserve. Il nuovo ministero ricevuto li prepari ad essere un domani pastori secondo il tuo cuore. Ti invochiamo. Resta con noi, Signore. O eternamente giovane, vieni nei ragazzi e nei giovani delle nostre famiglie e comunità. La tua parola accenda il desiderio verso scelte di vita generose e fedeli. Il tuo amore riscaldi il cuore di quanti sono chiamati ad una speciale consacrazione e doni la forza di rispondervi con gioia. Ti invochiamo. Resta con noi, Signore. O volto della misericordia del Padre, vieni accanto a quanti stanno soffrendo, in particolare negli ospedali e nelle case di riposo. Lenisci il dolore di quanti sono provati dalla malattia, consola coloro che vivono nella solitudine, incoraggia quanti sono sfiduciati, accogli nella tua dimora tutti i defunti di questo tempo. Ti invochiamo. Il tuo amore è per sempre, Signore Gesù. Nella tua divina misericordia vieni sempre in aiuto alla nostra debolezza e accompagnaci all'incontro con il Padre, che con te e lo Spirito Santo vive e regna nei secoli dei secoli.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo, tu che ci hai chiamati alla fede e rigenerati nel battesimo, guidaci alla felicità eterna per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo, è Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta, nell'attesa della tua
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso della risurrezione del Cristo Signore nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, con San Tiziano, San Francesco di Sales e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu hai il regno, tu hai la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. Abbi pietà di noi.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla mia messa, ma di soltanto una parola, che Dio possa far salvato. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi separi mai da te. Come l'Apostolo Tommaso, che ti incontrò risorto nel cenacolo, oso ripetere: mio Signore e mio Dio. Per la nostra fame tu ci dai il tuo corpo, per la nostra sete tu ci dai il tuo sangue, per la nostra attesa tu ci dai la vita, credo mio Signor. Chi mangia di questo pane vivrà per sempre con te. Sì, donaci il tuo pane, resta sempre con noi. Per la nostra forza tu ci dai il tuo corpo, per la nostra pace tu ci dai il tuo sangue, per la nostra gioia tu ci dai la vita, credo mio Signor. Chi mangia di questo pane vivrà per sempre con te. Sì, donaci il tuo pane, resta sempre con noi. Come tuo ricordo tu ci dai il tuo corpo, per il nuovo patto tu ci dai il tuo sangue, sino al tuo ritorno tu ci dai la vita, credo mio Signor. Chi mangia di questo pane vivrà per sempre con te. Sì, donaci il tuo pane,
Preghiamo. Dio Onnipotente, la forza del sacramento pasquale che abbiamo ricevuto continui a operare nella nostra vita per Cristo nostro Signore. Amen. Giunti ormai al termine di questa solenne celebrazione, credo di interpretare i sentimenti di tutti i presenti, seminaristi e sacerdoti educatori, e tutti voi che ci seguite in streaming attraverso la tenda TV, che ringrazio. Se ora, prolungando il rendimento di grazie che è l'Eucaristia appena celebrata, continuiamo per qualche momento a rendere grazie al Signore. Davvero vogliamo dire a gran voce, alla maniera del salmista di oggi: il Signore è buono, il suo amore è per sempre. Nostra forza, nostro canto è il Signore, Egli è la nostra salvezza. Sì, oggi la salvezza del Signore si è resa presente ed evidente in modo specialissimo attraverso questi tre giovani, Davide, Gabriele e Marco. Si sono resi più disponibili a Lui, il Signore delle loro esistenze, delle nostre esistenze. Rendendosi disponibili con il lettorato al servizio della parola di Dio e con l'accollitato al servizio dell'Eucaristia, manifestano un di più di generosità, di consegna, di dono. In una parola, un di più di amore verso di Lui. Non possiamo non ringraziare il Signore per questo loro regalo così genuino, così fresco, vorrei dire così giovane, perché sono giovani. E che dire delle loro famiglie, dei loro cari genitori, spiritualmente e affettuosamente vicini in streaming in questo particolare momento, e delle loro parrocchie di origine e di servizio. Mi permetto di nominarle, le parrocchie, una a una in questo momento: Mosnigo, Mareno di Piave e Soffratta, Cordignano, Santo Stefano, Villa Belvedere e Ponte della Muda. Queste sono di Davide. Farra di Soligo, il Duomo di Sacile, San Pio X, Pareco, l'Albrigo di Conegliano. Queste sono di Gabriele. Castello Roganzuolo, il Duomo di Oderzo, Fratta e Camino, e queste sono di Marco. Ecco, queste presenze parrocchiali, familiari e genitoriali sono essenziali, direi indispensabili per l'accompagnamento, la preghiera, la vicinanza affettuosa e fraterna, indispensabili come quelle dei loro parroci e dei loro amici sacerdoti e dei loro educatori del seminario e di quanti, religiosi, religiose e amici tutti, sostengono e accompagnano con affetto il loro cammino. A tutti dico e diciamo grazie. Grazie perché ci siete, perché siete qui con noi, siete qui con ciascuno di loro. Grazie inoltre al nostro Vescovo Corrado per la sua paterna ed insostituibile presenza,
per la guida sicura e forte che sempre ci offre. Da Lui accogliamo ora nella fede la benedizione pasquale finale che sostenga il nostro cammino quotidiano di risorti con Cristo. Prima della benedizione conclusiva, una memoria, permettetemi. Fino agli anni 70 questa liturgia dei ministeri, che allora non si chiamavano ministeri istituiti, bensì ordini minori, lettorato, ostiariato, accolitato ed esorcistato, erano 4, poi sono diventati 2, lettorato e accolitato, e hanno cambiato nome, veniva fatta in seminario, solo in seminario. E al mattino anche, perché non c'era la Santa Messa pomeridiana, si faceva il mattino, alle 7:30 del mattino si faceva, e pensavo, guarda un po', tanti preti che magari più vecchi di me, ma anch'io li ho fatti in seminario nel 71, 72, quindi quasi 50 anni fa, ma ancora tanti preti ricorderanno che era fatto in seminario. Abbiamo un tuffo nel passato per via di aspetti, però ecco, con questa forma di comunione spirituale attraverso le vie telematiche che ci ha permesso di essere uniti a tante persone, in primis le famiglie, ma anche le altre comunità. Ed è molto bello, credo che sia stato un guadagno quello di celebrarli nelle nostre parrocchie. E tuttavia ha una sua bellezza anche celebrarla nella famiglia del seminario, come abbiamo vissuto questa sera. Ringraziamo il Signore, Lui, diciamo in proverbio, sa scrivere dritto anche in mezzo alle righe storte, e fra le righe storte sono quelle anche legate a questa pandemia che stiamo vivendo. Il Signore si serve anche di questi eventi per farci scoprire in maniera nuova, magari, ecco, un passo che potevamo vivere in modo diverso, ma certamente in questo modo l'abbiamo vissuto, credo, in modo più provocante. E certamente io penso che questo sia una cosa utile per tutti. Il Signore sia con voi. In questo santo giorno di Pasqua, Dio Onnipotente vi benedica e vi custodisca nella sua pace. Dio, che nella Pasqua del suo Figlio ha rinnovato l'umanità intera, vi renda partecipi della sua vita immortale. Voi che dopo i giorni della Passione celebrate con gioia la risurrezione del Signore, possiate giungere alla grande festa della Pasqua eterna. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Ite missa est, alleluia, alleluia. Deo gratias, alleluia, alleluia. Cieli narrano la gloria di
stanza